Ben ritrovati a InfoTV, lo spazio televisivo dedicato alla promozione delle aziende e all'approfondimento di temi e prodotti del mondo economico e industriale del Nord-Est. Seguiamo insieme gli speciali di oggi. Un meraviglioso viaggio nel tempo, antichi mestieri, fantini, amazzoni, giornata di festa di un intero paese. È il tradizionale Palio dei Mussi di Riese Pio X, 23esima edizione, celebrato quest'anno il 21 settembre, giorno di San Matteo, patrono di Riese. Evento organizzato da una straordinaria Proloco, tanta gente ad ammirare la sfilata, borgate storiche e antichi mestieri, costumi del primo Novecento, fotogrammi di vita quotidiana di un tempo, partenza dalla bella sede comunale, 8 borgate in sana competizione per un palio avvincente. Qui da noi è il musso protagonista. Quando siamo partiti qui a Riese c'erano 2 o 3 mussi, c'era gente che veniva a correre, cioè a fare il palio da paesi limitrofi, portavano i mussi e dovevano correre perché qui per regolamento corrono i fantini residenti qui in Riese. Adesso a Riese vorrei dire che con l'indotto di questo musso avremo un 170, abbiamo censito circa 150-170 asini. È un palio veramente entusiasmante, tra l'altro è molto vissuto, non siamo ai livelli di Siena, però poco ci manca. È un palio che è animato da un sano campanilismo tra tutte le borgate del comune e anche quest'anno vedremo chi sarà il migliore, ma finora i migliori sono stati tutti quanti, perché già dalla scorsa settimana siamo partiti con l'itinerario del gusto attraverso le borgate, con le ricostruzioni delle scene nelle varie borgate, nei vari rustici. Sono stato per 10 anni presidente della Proloco, sono stato uno dei promotori assieme all'attuale presidente della Proloco Luciano Ceccato e di tutto il direttivo attuale a questo palio dei Mussi. Mi rende ancora più orgoglioso di essere oggi amministratore e sfilare per la prima volta, perché da organizzatore si fa sempre fatica a sfilare, quest'anno per la prima volta faccio anche la sfilata assieme alle borgate storiche del palio. È il 23esimo, però la partecipazione delle borgate risale dal 1999, appunto per creare un qualche cosa che avesse anche un richiamo con le antiche tradizioni del nostro paese, e l'abbiamo proposto dalla fine del 1800, inizi 1900, nel periodo in cui Pio X, anzi Giuseppe Sarto, era cardinale e patriarca di Venezia. Vincitori: Amazzoni, Angela Berno su Naomi, Borgata Vallà, Fantini, Stefano Gazzola su Stella, Borgata Iare, protagonista anche di una rocambolesca vittoria in solitaria, accolta da una clamorosa ovazione del pubblico. Un palio davvero indimenticabile. Esperienza e passione. Color Service è la dimostrazione che la vera ricchezza di un'azienda sta nella sua competenza e conoscenza tecnica. Punta di diamante nel panorama imprenditoriale, 45 anni di attività, una straordinaria famiglia che ci accoglie nella bella sede a Quinto di Treviso. 3.500 metri quadri, negozio, laboratori, sala conferenze, leader nel settore, marchi prestigiosi e attenzione all'ambiente. I nostri punti di forza sono sicuramente la grande passione che mi ha sempre spinto a migliorarmi nella mia attività, innanzitutto cercando dei fornitori che siano all'altezza di proporre sempre nuove soluzioni al mercato, quindi produzione di alta qualità, grandi investimenti nella ricerca. E poi l'altra cosa importantissima che ci ha aiutato tanto è stato quello di avere dei validissimi collaboratori che sono i primi a essere formati per essere in grado di dare delle risposte concrete a soluzioni a problemi veri che hanno tutti i nostri professionisti. Color Service offre al privato lo stesso prodotto dei professionisti. E questa è una grande novità, un vero negozio specializzato, è un vostro punto di forza. Sì, è un nostro punto di forza e anche un nostro orgoglio, perché abbiamo creato questo negozio specializzato per poter dare a tutti i privati dei materiali altamente qualificati, che sono gli stessi materiali che usano le imprese artigianali e i professionisti. L'azienda è certificata, un valore aggiunto. Significa che la nostra azienda intanto è certificata da 10 anni.
con la norma ISO 9001. E perché? Perché la filosofia dell'azienda è di puntare alla qualità e alla soddisfazione massima del cliente finale. Che sviluppo ha il vostro mercato? Ma il nostro mercato, guardi, è a livello quasi regionale oggi e praticamente noi siamo in grado oggi di seguire circa 1500 clienti con tutta la nostra forza vendita e con il supporto dei tecnici, sia per il settore del legno sia per il settore dell'edilizia, quindi delle pitture, dei cappotti, del cartongesso. Molto importante il sito internet. Per noi che lavoriamo nel mondo del colore è molto importante valorizzare l'immagine della nostra azienda e in generale di quello che facciamo. Per questo abbiamo un nuovo sito internet dove il cliente professionista può entrare per conoscere le novità sui prodotti che andiamo ad offrire e in tempo reale conoscere i corsi che andiamo a fare nella nostra accademia. Abbiamo una sala riunioni da 150 persone, corsi teorici e anche pratici. www.colorservicezanetti.com, l'azienda in rete anche per i privati grazie a Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest. Davvero un meraviglioso viaggio nel colore. Siamo al termine di questa edizione di InfoTV. Grazie per averci seguito. Arrivederci.